iniziato oggi il processo a Renzo De Cleva. L'accusa chiede l'ergastolo per l'uccisione di Lucia Manca. La prefettura intensifica i controlli a Marghera dopo la sparatoria. Il sindaco pensa all'esercito. Festival dei jazz indipendenti a Mira, Villa dei Leoni. Al Gem si esibiranno formazioni d'avanguardia d'eccezione. Benvenuti a questa edizione della TG di Televenezia e apriamo con il caso Manca. Ergastolo è quanto ha chiesto l'accusa oggi in apertura del processo a Renzo De Cleva. A giudizio, sospettato per aver ucciso la propria moglie Lucia Manca. La richiesta del PM Francesca Cupri è stata fatta al GIP Marta Paccagnella nel corso della prima udienza del processo con rito abbreviato che si è tenuto a Venezia. In aula era presente l'imputato e anche 5 degli 8 parenti della vittima che si sono costituiti parte civile. De Cleva ha reagito polemico contro l'avvocato dell'accusa per ribadire la propria innocenza, al punto che è stato richiamato dal giudice. Nel corso delle prossime udienze la difesa e l'accusa riveleranno le loro strategie, quelle che non sono ancora emerse in questi giorni e in questi mesi sulla stampa e sui notiziari televisivi. Continuiamo a parlare di cronaca. Vertice stamani in prefettura del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica sulla sparatoria di Marghera. Era presente anche il sindaco di Venezia Giorgio Orsoni. L'episodio è stato definito occasionale e non legato ad un radicamento della malavita organizzata nel territorio, ma è stato deciso il potenziamento dei controlli anche davanti alla sala bingo di Piazza Barche frequentata dal macedone ferito. La sala bingo di Piazza Barche rischia la chiusura. La richiesta viene dall'assessore Gianfranco Bettin dopo la sparatoria avvenuta a Marghera. Il regolamento di conti che ha seminato il panico in Piazza Mercato e ucciso un macedone pare si colleghi alla sala bingo attraverso una rissa scoppiata proprio davanti al locale a fine febbraio dello scorso anno. La polizia aveva diffuso le immagini che vedete riprese dalle telecamere esterne del locale. Bettin lo considera un luogo di ritrovo di persone legate al mondo della droga e della prostituzione. Lo stesso proprietario del locale ha assunto alcuni vigilantes per cercare di evitare le risse sempre più frequenti. Il macedone ferito, Junior Helmas, il vero obiettivo dei killer, frequentava la sala e ha preso parte ad un brutale pestaggio assieme ad altri macedoni di un albanese. Infatti è la pista albanese che la squadra mobile di Venezia sta battendo per rintracciare gli assassini di Marghera. Intanto la comunità macedone è sconvolta dalla tragedia e teme la deriva razzista e ha preso contatti con il presidente della municipalità di Marghera, Flavio Dal Corso, per partecipare alla fiaccolata che si terrà venerdì con il sindaco Giorgio Orsoni in testa. Il primo cittadino oggi si è informato sulla situazione del quartiere e ha chiesto più controlli al prefetto e al questore. Intanto è stato arrestato anche il quarto componente della banda del Bancomat che ha imperversato nelle scorse settimane in tutto il nord-est, spostandosi con una Maserati a prova di inseguimento. Andrea Maurutto, di 24 anni, originario di San Vito al Tagliamento ma domiciliato a Caneva nel Pordenonese, è stato fermato oggi all'alba dal Bignasego nel Padovano. L'uomo era riuscito a sfuggire in occasione dell'arresto degli altri 3 componenti del gruppo criminale nei giorni scorsi: Emanuele Garbin, di 39 anni, trevigiano della Marca, Marco Maurutto, di 27 anni, di Caneva, fratello di Andrea, e Steve Garbin, di 23 anni, di Oderzo. E ora ancora un'altra notizia riguardante le forze dell'ordine: 7 tonnellate di alimenti scaduti e tenuti in un cattivo stato di conservazione è quanto hanno trovato i finanzieri della compagnia di Perugia e i colleghi della stazione navale della Guardia di Finanza di Venezia. Nelle immagini le date scadute sulle partite che sono state subito tolte dal mercato. Il sequestro è avvenuto ai danni di una società del capoluogo umbro specializzata nella lavorazione della carne e nella vendita di prodotti alimentari, in genere freschi e surgelati, destinati all'alimentazione umana. E ora la pagina sindacale. Il lavoro: continua la battaglia dei 55 dipendenti del Policlinico San Marco, di cui è stato decretato il licenziamento nei giorni scorsi, ed entra anche in stato di agitazione lo scalo aeroportuale veneziano per scongiurare i tagli di Alitalia. Continuano i tagli di Alitalia che investiranno anche il Marco Polo di Tessera e i piloti annunciano uno sciopero nazionale di 24 ore il 22 marzo. La compagnia aerea di bandiera prosegue con la spending review attuata ad inizio anno ed annuncia una serie di nuovi tagli attivi da marzo.
Verranno colpiti i 1.500 voli domestici e i 70 con scali europei, con la conseguente riduzione del personale di bordo da 10 a 6 unità, che sarà impegnato nei voli della linea Air One. Caos e agitazione tra il personale di terra e i lavoratori veneziani dipendenti dalla compagnia. Per alcuni di loro si ipotizza un trasferimento a Milano, altri chiedono al gruppo di far chiarezza sul proprio destino, ma le risposte certe tardano ad arrivare. E sono ore critiche anche per i 54 lavoratori del Policlinico San Marco di Venezia, che fra qualche giorno rischiano di ricevere la lettera di licenziamento. Colpo durissimo per decine di famiglie venete, vittime della persistente crisi economica e che ora dovranno subire il dramma della perdita del posto di lavoro. In mattinata l'incontro decisivo tra la direzione del Policlinico e il gruppo di sindacati a difesa dei lavoratori. Presente anche l'assessore provinciale al lavoro Paolino Danna. Lo scopo è quello di arrivare alla stipula di un contratto di solidarietà che eviterebbe il licenziamento dei dipendenti. In una nota della delegazione CGIL della Funzione Pubblica di Venezia si legge la chiara volontà di sospendere i licenziamenti e di garantire a livello regionale che la programmazione sociosanitaria non produca tagli su servizi indispensabili per i cittadini. Disagi stamane dalle 8:30 alle 10:30 la circolazione nel centro di Mestre a causa di una manifestazione degli studenti. In circa 200 hanno marciato sotto la pioggia lungo le vie del centro cittadino per ribadire la loro contrarietà ai tagli del governo Monti al mondo dell'istruzione pubblica. Tra i vari striscioni presenti quello con lo slogan "Ci avete tolto troppo, ora vogliamo tutto", che gli studenti avevano fatto calare dal ponte di Rialto in un recente flash mob veneziano. Il corteo è nato nella zona delle scuole superiori di Bissuola, ma il concentramento con gli studenti provenienti da altri istituti è avvenuto alle 9 davanti al municipio di via Palazzo. Il corteo ha percorso via Einaudi, via Circonvallazione e via Carducci, ha attraversato piazza Barche, ha proseguito in via Garibaldi ed è ritornato in via Palazzo. E ora andiamo a Venezia, dove si fa sempre più aspra la battaglia tra East Capital e il Comune di Venezia. Ora Cafarsetti minaccia di chiedere un risarcimento danni per 100 milioni di euro, mentre la cordata di Mossetto chiede indietro altri 21 milioni di euro. East Capital contro il Comune di Venezia. La guerra si arricchisce di una nuova battaglia. La società ha deciso di chiedere, oltre ai 31 milioni versati per la ristrutturazione dell'ex ospedale al mare, anche gli altri 23 versati per il preliminare di compravendita nelle casse del Comune. Una richiesta che rischia di mettere in crisi le già esigue casse di Cafarsetti, dato che quei fondi li ha già incassati e magari già spesi. L'accordo saltato tra il Comune e East Capital per il rilancio del Lido dunque ha dato vita ad uno scontro che sta diventando sempre più aspro. East Capital, ossia la cordata padovana guidata da Gianfranco Mossetto, finora ha versato 55 milioni dei 61 necessari per finanziare l'operazione, che avrebbe dovuto dare al Lido un albergo e una zona residenziale di lusso, una darsena e una sala congressi, e ne chiede la totale restituzione. 31 di questi milioni sono depositati in un conto vincolato della Carive e dunque congelati, e a giorni il Tribunale dovrà decidere sul rilascio dei fondi vincolati chiesto dal Comune di Venezia. La Giunta di Orsoni ritiene invece che la società debba risarcire l'amministrazione comunale per il mancato acquisto dell'ex ospedale al mare e, se i progetti non andranno avanti, presenterà una richiesta di risarcimento danni per 100 milioni di euro. E rimaniamo a Venezia, dove Riccardo Calimani è stato nominato nuovo presidente della comunità ebraica di Venezia. Il nuovo consiglio della comunità lo ha eletto in sostituzione di Amos Luzzatto e come vicepresidente ha indicato Corrado Calimani. Riccardo Calimani, nella lettera che ha indirizzato agli iscritti, ha posto l'attenzione sul delicato momento storico, sottolineando l'importanza di andare oltre le divisioni. Dobbiamo, ha aggiunto, essere aperti al mondo che ci circonda, non solo perché ne abbiamo bisogno noi, ma perché gli altri hanno bisogno del nostro impegno, visto che siamo sovraesposti e anche sovrastimati, sia per numero che per importanza. E parliamo invece ora di servizi comunali che rischiano di diminuire a causa delle difficoltà finanziarie. Cominciano a soffrire anche le società partecipate del Comune di Venezia, oltre al Comune di Venezia. Veritas, l'azienda che raccoglie i rifiuti nel Comune e nella provincia veneziana, lancia l'allarme. Nelle prossime settimane non avrà i fondi per garantire i soliti standard del servizio.
Rischio paralisi per la raccolta dei rifiuti nella provincia di Venezia. Veritas, l'azienda che si occupa della raccolta e dello smaltimento dell'immondizia, ha annunciato che tra qualche settimana sarà costretta a diminuire i turni di lavoro perché non ci saranno i fondi per pagare stipendi e fornitori. L'amministratore delegato Andrea Razzini non nasconde la sua preoccupazione per le casse della società. Per il primo bimestre del 2013 Veritas ha già anticipato 15 milioni di euro, privandosi delle risorse per continuare il servizio nei prossimi mesi. Si profila dunque uno scenario piuttosto complesso, che potrebbe avere ripercussioni sull'igiene pubblica, proprio nel momento in cui arriva la bella stagione e la temperatura sale. Nello sfondo c'è l'introduzione della TARES, la tassa sui rifiuti. Avrebbe dovuto essere pagata in questa settimana, invece le esigenze legate alle campagne elettorali hanno fatto slittare il pagamento ad aprile e da quel mese per molte famiglie veneziane inizia il calvario perché si ritrovano a pagare un'altra IMU in date ravvicinate, scadenze che potrebbero ripercuotersi anche sulle vacanze estive. E ora una notizia per chi ama l'archeologia. Ancora per 15 giorni è visibile al pubblico lo scavo archeologico nell'isola di Torcello, che ha rivelato nuovi collegamenti in epoca altomedievale tra Altino e Torcello. Solamente 2 settimane ancora per esplorare i nuovi scavi archeologici a Torcello, che a fine mese verranno ricoperti. I ritrovamenti, che hanno rivelato novità assolute sulla storia dell'isola, sono visibili a tutti, ma per i turisti sono previste anche visite speciali, accompagnate dall'equipe scientifica dal 14 al 17 marzo, con inclusa la visita gratuita al museo archeologico. Lo scavo verrà ricoperto per proteggerlo dalle maree ed è ora controllato dai giovani archeologi e archeometri che hanno collaborato nelle ricerche. Un cantiere giovane e al femminile che ha dato lavoro a 8 stegiste con borsa di studio dell'Università Ca' Foscari, partner del progetto, che hanno scavato e studiato i reperti sotto l'attenta supervisione del direttore scientifico Diego Calaon. Le 8 ragazze, anima del progetto, insieme ad altri borsisti, hanno seguito i lavori dall'inizio alla fine, cimentandosi nell'intero processo di scavo. E ai lavori di scavo hanno collaborato anche archeometri e restauratori, il 50% sono stati giovani stegisti con borsa. Lo scavo ha permesso di ricostruire le abitudini di vita nella Torcello medievale e di trovare un collegamento con la vita sociale di Altino. Sono emersi ritrovamenti importanti, tra i quali il primo ritrovamento in laguna di una casa in legno a 2 piani di dimensioni così ampie, risalente all'Alto Medioevo. Lo scavo archeologico si inserisce nel progetto Shared Culture, finanziato nell'ambito del programma di cooperazione Italia-Slovenia dal Fondo europeo e da fondi nazionali, ed è nato dalla proposta di Regione Veneto, Università Ca' Foscari e Ministero per i Beni Culturali. Ieri pomeriggio a Palazzo Balbi si è fatto il punto sugli importanti ritrovamenti di Torcello, che verranno illustrati in una breve guida che verrà pubblicata in chiusura del progetto. E vediamo ora che cosa si è scoperto di nuovo attraverso questi scavi. Gli scavi in mostra a Torcello in queste 2 settimane rivelano come Torcello e Altino abbiano la stessa storia e abbiano un legame nel passato. Gli scavi archeologici svelano che in epoca altomedievale le 2 città antiche erano un'unica comunità. Ebbene sì, perché gli scavi diretti dall'archeologo Diego Calaon svelano come Torcello altro non sia se non un quartiere del centro altinate. Prova ne sono la scoperta di un pozzo del XIII secolo costruito con mattoni romani riciclati e provenienti proprio da Altino e una zona portuale e commerciale ampia e ben sviluppata che presuppone contatti con i porti altinati. 2 quartieri e un'unica comunità che contava circa 1 migliaio di abitanti, numero enorme se si pensa che nello stesso periodo l'antica Parigi, un tempo Lutezia, contava poche centinaia di residenti. Altino e Torcello erano unite in un'unica realtà e solo successivamente l'isola lagunare raggiunse grande successo, tanto da svuotarsi e la popolazione venne inglobata nella realtà politica veneziana. Successo attestato non solo dagli edifici commerciali ritrovati, ma anche da una grande fornace per la produzione di ceramiche a fuoco, in particolare ceramiche da mensa e olle. Una storia, quella di Torcello, che va riscritta alla luce delle scoperte svelate dagli scavi, in primis un grande edificio commerciale del VII secolo antecedente alla chiesa, che attesta una vita commerciale vivace ed importante, a cui si aggiunge il ritrovamento di numerosi resti di anfore per la conservazione di olio e vino acquistati altrove e importati nell'isola. Infine una curiosità, l'aspetto dell'isola era assai diverso, poiché era grande solo la metà rispetto ad ora, e fu poi ingrandita nei secoli per potenziare la zona portuale e rinforzare gli argini. C'è una piccola pausa pubblicitaria, rimanete con noi.
Franco Oro Più. Il tuo oro, il tuo argento e il tuo platino pagati subito in contanti alla massima valutazione di mercato. Franco Oro Più lo trovi a Mestre, Marghera, Venezia, Jesolo e Caorle, a Trieste, a Belluno e a Schio. Entra nella filiale a te più vicina. Grande risparmio nei supermercati Ali e centri Aliper. Sì, con lo sconto 30% su tantissimi prodotti fino al 20 marzo per i possessori di carta fedeltà. Meno 30%, con la qualità di sempre. Ali Aliper. Migliora la vita, anche per il 2013. E ora notizie brevi dalle province di Venezia, Treviso e Padova. Si ripresenta cronicamente il problema dei parcheggiatori abusivi. All'ospedale di Dolo i carabinieri ne hanno fermati 7, tutti africani. Per loro sequestro di 250 euro e foglio di via. Stesso trattamento per altri 2 fermati dai vigili al centro commerciale Mirasole, ma poi tornano. Che fine ha fatto la casa di riposo di Mira? Giusto un anno fa la posa della prima pietra, poi più nulla. Paolo Dalla Bella, presidente della cooperativa che realizzerà l'opera, rassicura: i ritardi dipendono dalla revisione del progetto per aumentarne la capienza. I lavori dovrebbero partire a giugno prossimo. I plateatici trevigiani si allungano. Il venerdì e sabato si può tenere aperto fino all'1:30, più mezz'ora per sbaraccare. Da domenica a giovedì, in periodo estivo, tavolini disponibili fino all'1, in periodo invernale fino a mezzanotte. In ogni caso, stop a musica all'aperto alle 23. Record di donazioni Avis fra gli studenti delle scuole di Mogliano, come il Collegio Astori o il Liceo Giuseppe Berto. A fine 2012 la classe d'età col maggior numero di donatori è stata quella del 1993, vale a dire quella dei ragazzi 19enni. I prelievi avvengono direttamente a scuola. Mano pesante dei vigili urbani nei confronti dei ciclisti che si ostinano ad andare in bicicletta nelle isole pedonali del centro storico di Padova, in particolare sull'Easton, che va dal Canton del Gallo fino a Piazza Garibaldi. In media vengono elevate 2 multe al giorno, dai 25 ai 41 euro. 3 giorni in stile celtico, da venerdì 15 a domenica 17 marzo, al Gran Teatro Geox di Padova si festeggerà San Patrizio, patrono dell'Irlanda. Sono previste oltre 20 ore di birra, cibo tipico, musica e danze tradizionali e sul maxi schermo torneo di rugby delle 6 nazioni. L'ingresso alla festa è libero. E ora la pagina musicale, lo avete sentito anche dai titoli, il jazz indipendente è protagonista di Jam, un'ampia rassegna in programma nel fine settimana a Mira. Oltre a concerti sono previsti anche mostre, incontri e workshop. Sentiamo. Il jazz è sempre stato a suo agio in Riviera del Brenta. Un'ulteriore dimostrazione è il successo di Jam, la rassegna dedicata al jazz indipendente organizzata a Mira dall'associazione Kept Orchestra e dalla scuola di musica Thelonious Monk. Per questa 9ª edizione il direttore artistico Nicola Fazzini, alto sassofonista, compositore e docente, ha opportunamente mescolato un'infinità di temi e suggestioni anche extramusicali. Il risultato è una 2 giorni, il 16 e 17 marzo, di eventi imperdibili, come l'atteso concerto dello Steve Lehman Trio, una formazione newyorkese tra le più innovative nel panorama mondiale, che si esibirà in anteprima per il Triveneto sabato sera al Teatro di Villa dei Leoni. Ma il festival prenderà il via già dal mattino con un seminario di fotografia tenuto da Luca D'Agostino, al quale è dedicata anche la mostra Gesti di Jazz all'Oratorio di Villa dei Leoni. In quel medesimo spazio, alle 15, Giorgio Licalzi proporrà una suggestiva performance di improvvisazione acustico-elettronica e alle 16 l'avvocato Andrea Ricci affronterà alcuni temi
relativi alla professione musicale come la previdenza o il diritto d'autore. Domenica alle 15 critici, giornalisti, organizzatori e musicisti saranno chiamati a immaginare il jazz del futuro. Alle 18 live del duo Pascal con Pasquale Mirra al vibrafono e Domenico Caliri alla chitarra. Concludono la rassegna i promettenti giovani dell'Omit 5, quintetto che si è formato all'interno del Conservatorio Venezia di Rovigo. Altri giovani si occuperanno infine di documentare l'intera manifestazione. Si tratta degli studenti di Ca' Foscari, reporter per la loro web radio. E siamo arrivati al momento del nostro collegamento con la redazione del Gazzettino per sapere quali sono le notizie che saranno approfondite domani nel quotidiano e per confrontare un po' la nostra cronaca con la loro. C'è Davide Scalzotto in linea, vice caporedattore del Gazzettino di Venezia. Ciao Davide, allora su cosa punterete domani? Beh, allora stamattina c'è stato l'inizio del processo a Renzo De Cleva, accusato dell'omicidio di Lucia Manca, la bancaria di Marcon, assassinata 2 anni fa. È stata un'udienza abbastanza tormentata perché De Cleva è stato portato appunto a Venezia, agli uffici giudiziari di Piazzale Roma, e durante l'udienza diciamo così, ha difeso con parecchia veemenza la propria innocenza. Il giudice l'ha richiamato più volte, ha anche cercato di scagliarsi verso l'avvocato appunto della controparte, per cui insomma è stata un'udienza un po' animata, ecco, alla fine della quale il pubblico ministero ha chiesto l'ergastolo con l'isolamento diurno, quindi una pena abbastanza severa, insomma molto severa. Beh, direi che continua a sorprendere questo atteggiamento di De Cleva. Tutti si aspettavano che così chiedesse il patteggiamento della pena, visto gli indizi forti che lo inchiodano, invece insiste nel difendere la propria innocenza, quindi sarà così interessante vedere gli sviluppi di questo dibattimento. C'è una prova importante che dimostra che almeno ha detto una bugia sull'alibi, insomma, no? Lui ha detto che stava dormendo, in realtà si trovava sull'autostrada, c'è questo famoso ticket, quindi sarà davvero interessante capire come riuscirà a difendersi De Cleva. Tutta una serie di indizi abbastanza stringenti, e il biglietto che tu ricordavi dell'autostrada è stato poi la prova che l'ha incastrato, nel senso che è stato quello che ha provato appunto il fatto che lui quel giorno avesse imboccato l'autostrada che lo portava poi verso Vicenza, verso più o meno Rocchette, dove poi è stato trovato il corpo di Lucia Manca. Quindi questo, ma anche tutta un'altra serie appunto di indizi abbastanza forti. Bene, grazie Davide Scalzotto, vedremo dunque come andrà a finire nelle prossime settimane. E ora le previsioni del meteo: arriva di nuovo la alta marea a 110 cm sul medio mare. Tempo instabile e a tratti perturbato. Le piogge non sono ancora finite. Giovedì 14 marzo. Nuvoloso con deboli piogge al mattino in successiva attenuazione. Bora sostenuta sulla costa. Valori termici in diminuzione. Mare da mosso a molto mosso. Venerdì 15 marzo, poco nuvoloso senza precipitazioni, massime stazionarie e minime in abbassamento prossime allo zero, probabili gelate notturne. Sabato 16 marzo, cielo sereno o poco nuvoloso, non piove, minime in sensibile calo sotto zero, massime stabili intorno agli 8 gradi, gelate nelle ore più fredde. Domenica 17 marzo, nubi sparse e debole pioggia a partire dal pomeriggio, livelli termici in risalita compresi fra 2 e 9 gradi. La marea di giovedì 14 marzo è sostenuta, la massima alle 23:55 1 metro, la minima alle 17:45 30 centimetri. Ebbene, questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, per averci scelti, buon proseguimento, buona serata.